In che contesto viene proiettato il docufilm dedicato alla figura di Aldo Gestaldi Bisagno? Allora, questo docufilm ritorna a Chiavari con grande gioia, e viene proiettato all'interno della cornice del 19° incontro compostellano ligure. Il priore Davide Gandini ha tenuto molto ad avere questa proiezione. Ricordiamo come nasce questa pellicola e qual è il percorso che ha portato appunto alla realizzazione di questo documentario. Allora, questa pellicola nasce grazie al lavoro di mio padre, Giacomo Gastaldi, fratello di Aldo di Bisagno, e nasce poco dopo la sua morte. Nasce nel 2010 l'idea e viene sviluppata da un carissimo amico, regista Marco Gandolfo, l'unica persona alla quale la mia famiglia abbia affidato parte dell'archivio che mio padre ha fatto in decenni. Viene presentato il 29 aprile del 2015 dal Dipartimento di Storia Mario Romani dell'Università Cattolica di Milano e approda poi su Rai Storia, nei cinema e poi vabbè in DVD. È la storia di mio zio, un giovane laico, militare, che parte dalla caserma di Caperana e che arriverà sui monti con i suoi partigiani. Una storia di un uomo che ha messo Cristo al centro della sua vita nel modo più radicale possibile, facendone un capolavoro, come diceva San Giovanni Paolo II. Qual è il carisma di Bisagno da richiamare in un contesto storico, quello attuale, in cui nuovamente da vicino viviamo l'esperienza della guerra? Allora, il carisma di Aldo, io più che di carisma penso al dono che ha avuto della fede. Aldo non ci riporta assolutamente a quelli che il mondo indica come grandi valori, no. Lui ci riporta a quelle che sono le virtù cristiane, che se vissute permettono all'uomo di vivere in pienezza quella che è la vita in Cristo. Aldo lo ha testimoniato con la sua vita, che è una vita veramente splendida e contraddistinta anche da parti drammatiche, assolutamente drammatiche, che però sono molto importanti per avere un quadro generale del suo vissuto e della sua figura.